Il Comitato Trenitalia Nuorese, che lo scorso anno ha raccolto 10.000 firme per la petizione Treno Veloce per Nuoro e Provincia, interviene con una nota per commentare l'accordo di programma tra RFI e Ministero delle Infrastrutture approvato dal CIPE il 7 agosto del 2017 e dalla Corte dei Conti in primavera, ma ancora suscettibile di modifiche se opportunamente chieste dalla Regione Sardegna, che è l'interlocutore di primo piano per la sua specifica competenza in materia di trasporto in ambito locale. Noi pensiamo sia giusto chiedere e pretendere che Nuoro, l'unica provincia italiana senza treno, debba avere un collegamento con il resto dell'isola, Cagliari, Sassari, Oristano, Olbia, porti e aeroporti, e che la Sardegna debba avere una nuova linea che da Nuoro Pratosardo arrivi ad Olbia con 5 fermate, la prima al bivio per Bitti, Orosei Dorgali, la seconda a Siniscola, la terza a Budoni, la quarta a San Teodoro e la quinta a Olbia Aeroporto e Olbia Città. Scrive in una nota l'avvocato Claudio Solinas, portavoce del Comitato. Su 13 miliardi investiti nel 2017, RFI dovrebbe riconoscere alla Sardegna per il 2017-2021 700 milioni di euro, cui si potranno aggiungere pro quota i finanziamenti successivi. Questo è quanto emerge in proporzione alla popolazione residente e ai milioni di turisti che visitano l'isola e che hanno diritto, come noi, ad avere un servizio pubblico efficiente. Il silenzio delle forze politiche regionali, di chi ha ruoli e che dovrebbe mobilitarsi e spingere nella richiesta è inspiegabile, prosegue l'avvocato Solinas. È un insulto per la nostra dignità di cittadini italiani, ma prima di tutto sardi, di accettare che RFI possa disporre per la Sardegna solo di 187 milioni per i prossimi 4 anni per la cura del ferro. Facciamo un appello all'assessore ai trasporti della Regione, in quanto interlocutore diretto di RFI, affinché possa modificare il piano di investimenti al fine di vedere riconosciuta alla rete sarda quanto le spetta, conclude il Comitato Trenitalia Nuorese.